Si è svolto domenica scorsa, 5 settembre, a Naro, presso l'atrio dell'ex Collegio dei Gesuiti, un service di interesse nazionale dal tema Viva Sofia, due mani per la vita. L'evento è stato promosso dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dalla docente Maria Assunta Iacona. Ha visto la partecipazione e collaborazione del sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, e si è svolto grazie alla preziosa partecipazione e collaborazione della Croce Rossa Italiana, Comitato di Agrigento, presente all'evento con il presidente Angelo Vita e con l'istruttrice Simona Fiorino. Il service ha avuto lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili alla salvaguardia della vita, in attesa del personale del 112 o del 118, insegnando le manovre di disostruzione e di rianimazione di base, oltre a quegli elementi di primo soccorso e all'utilizzo del defibrillatore. Si propone quindi di sensibilizzare e informare i cittadini portando a loro conoscenza l'aiuto efficace che può derivare in caso di emergenza dalle manovre salvavita. La presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi Iacona ha introdotto il service, ringraziato il comune di Naro per la sensibilità e la collaborazione dimostrata all'iniziativa, evidenziando l'importanza dell'attività di volontariato del club service per migliorare la qualità e le condizioni di vita della comunità e le condizioni in cui si opera. Ha altresì riconosciuto l'importante ruolo della Croce Rossa Italiana e la loro massima disponibilità alla collaborazione con il club. Nel frattempo il sindaco onorevole Brandara ha ringraziato i Lions per la preziosa presenza e per aver individuato nel comune di Naro il luogo per effettuare l'importante iniziativa, rappresentando così la propria disponibilità a ulteriori collaborazioni future. Nel corso del service ha anche relazionato lo storico professor Lillo Novella, illustrando le particolarità del luogo che ha ospitato l'evento. La presidente Iacona ha anche ringraziato il consigliere comunale dottor Giovanni Tellanova per la collaborazione e per la realizzazione del service. Numerosi soci cittadini che hanno partecipato e assistito fattivamente alle dimostrazioni delle manovre di disostruzione e di rianimazione di base sapientemente effettuate dal personale della Croce Rossa Italiana. Un evento che porta i Lions di Agrigento sul territorio tra la gente, con la gente e per la gente.